A questo punto Sagoga dovrà sistemare l'anello che rappresenta il maleficio, questo anello che poi i cavalieri dovranno sconfiggere infilando con la spada, infilandola con la spada. Ecco, Sagoga sistemando l'anello è come se avesse sistemato un maleficio per cui i cavalieri dovranno con la loro spada e la loro abilità sconfiggere questo maleficio. Adesso. Ecco, a questo punto c'è il passaggio di tutti i cavalieri davanti al palco. Questo è il gruppo di Sardara. Un applauso ai cavalieri del gruppo di Sardara. Sì. Questi sono i cavalieri di Sant'Andrea Friuli. Un applauso per i cavalieri che arrivano abbastanza da un paesino abbastanza distante. Questi invece Guasila, cavalieri di Guasila. Al secondo passaggio di presentazione i cavalieri di Sardara, eccoli qua, un applauso ai cavalieri di Sardara.
Gianluigi Cadeo con Giada, e poi ancora Pietro Serra con Giulio, con Furia, scusate, Roberto. Ecco i cavalieri di Quarto Sant'Elena. Questo cavallo grigio comincia a fare le bizze. C'è il cavallo Kibl montato da Paolo Virdis, Renzo e Angelo Mele. E ancora altri due cavalieri di Norbello potranno cominciare la gara. Ecco, il presidente dell'associazione ha consegnato le spade al signor Serra. Ecco, peccato, una bella corsa, mancato il bersaglio. Al suono di tromba parte il secondo cavaliere, al secondo tentativo, Paolo Azzeni di Sant'Andrea Frius, con il cavallo Primavera, scusate, una femmina sabra di 3 anni. Ecco è partito, ecco, bravissimo, un applauso. Quarto cavaliere, si prepari Usai Gemiliano di Quarto Sant'Elena su Savrina. Usai Gemiliano, una cavalla di 9 anni. Ma io non è che mi no. Simone, andiamo da fine. Ah, lì. No, lì c'è freddo. È partita qua. Mentre è già pronto il quinto cavaliere, che si tratta di Virdis Paolo di Quarto Sant'Elena su cavallo. Ecco che Paolo Virdis di Quarto Sant'Elena su Ghibli si sta preparando, dovrebbe partire a momenti. Seconda carica, è partito Ghibli di Paolo Virdis, eccolo qua che prende la rincorsa. Maurizio Mura è pronto? È pronto? Non lo vedo comunque. Mura
Forza, eccolo qua che arriva. Dai, incitiamolo, forza, partecipiamo anche noi. Forza! Eccolo. Forza Presidente. Forza Marco. Bravo! Ecco, sullo stallone inglese di 4 anni il signor Musca Demetrio, di quarto. Peccato! Con Demetrio. Fiorella è partita con Correlli Aldo di Sant'Andrea. Bravo. Ecco. Dai, dai, forza Luigi. Massimi Francesca. Un applauso ai cavalieri. Gianni Cristi su Mandriola, è partito. Forza, un incoraggiamento, dai, un applauso, partecipiamo tutti, perché fino adesso questo anello ancora peso lì. Forza Gianni! Allora, Renzo Mere è partito. Un applauso. Il maleficio comincia ad attenuarsi. Renzo Mele di Norbello, su Mina, bravissimo, ecco qua, rientra, merita un bel applauso, bravissimo, bravo Renzo Mele di Norbello, su Mina. Partito vitale, l'applauso fa poco comunque, adesso lasciamolo passare. Meleangelo di Norbello, alla partenza, è partito subito. Bravo, bravissimo. La velocità non è così alta comunque. Facciamolo, adesso vogliamo le prove e vediamo un po'. Ma non mi sembra una carica questa. No.
davanti, eccolo. Ma che razza sono questi? Sono i turchi, sono dei cavalli andalusi. Ma come si chiamano? Che questi i cavalieri di dove sono? Allora niente. Dove venite? Ecco qua. Questi cavalieri con tanta buona volontà però mi sa che l'anello non riescono proprio a infilarlo, e sono pregati di tornare indietro però. I signori cavalieri sono pregati di rientrare al posto in partenza. Luca manca. Al secondo invito di carica manca Luca di Norbello, suppongo. Di Norbello, manca Luca di Norbello. È partito. Bravissimo, il secondo anello è stato un... Bravo Luca Manca, bravissimo, un applauso. Ci è mancato poco, bravissimo comunque, ha fatto una bella cosa. Mele Fiorella sul Norbello, no, è di Norbello su Ursula, scusate. Mele Fiorella è la figlia di quel Mele che ha preso il primo anello, per informazione. Bravo Fiorella! I cavalieri si stanno preparando, c'è una piccola pausa, comunque dovrebbe passare fra poco Onis Maria Bambina di Saga. Alberto Tappi su Manila. Alberto Tappi su Manila, è partito. Bravo.
Allora signori, un applauso a Maria Bambina. Brava Maria Bambina! Bravissima. Il terzo anello per Maria Bambina sul nuvolo. Onesto. Su curriculum. Non hai idea come fare. Figos Maurizio di Quarto Santello. Un applauso a Figos Maurizio di Quarto. Manica. Sì, ma... Allora. Banchero Franco di Quarto Sant'Elena su Nanolina. Banchero Franco di Quarto Sant'Elena. Banchero Massimo. Campari Renzo di Quarto Sant'Elena, numero 24, alla partenza. Ma non lo sai che... Che grinta! Però non ce l'ha fatta, peccato. Campari Renzo di Quarto Sant'Elena. Sergio, resta lì. Aspetta un attimo. Un applauso a Carlo di Quarto.
Muscasseggio di Monserrato arriva. L'Artigiani di Monserrato. Adesso Gloria, montato da Serra Roberto di Sardara. Roberto di Sardara su Gloria. Caoli Gianni di Quarto Sant'Elena. Ciao Pietro! Pronti? Allora, Principessa montata da Azzeni Quintino di Sant'Andrea, angolo arabo saldo. Adesso tocca a Elio Alessandro di Sant'Andrea su Romanza. Velocissimo Elio Alessandro al finale, bravissimo. Bravo Andrea. Partito. Melis Gianni di Guasila. Veloce. Si è mancato poco. Salis Angelo di Guasila. Un applauso per Sant'Angelo, Cosentina di Guasila. Si prepara il numero 34, Stella, Torcedo Giovanni di Guasila. No, qua.
un piccolo equivoco, abbiamo dovuto fermare il cavallo già lanciato. A questo punto però sono pronti? Allora suoniamo di nuovo. Porcetto Giovanni su Stella di Gosila, angolo arabo saldo. Andrea Orru di Gosila, vedi Diana. Di difficoltà con il cavallo per loro, però è partito. Dai adesso! Ce l'hanno fatta. Bravi. Per difficoltà